La generosità di un giovane agrigentino a fine vita ha consentito di fare tornare alla normalità altrettanti giovanissimi ex dializzati, anch'essi della provincia di Agrigento, donando i propri reni. I delicati interventi eseguiti nelle scorse settimane sono stati effettuati nella struttura sanitaria di eccellenza siciliana ISMET di Palermo. Entrambi trentenni, i due ragazzi, beneficiari di un rene ciascuno sempre dallo stesso donatore, stanno bene e per loro è iniziato un nuovo percorso di vita più sereno. Adesso per loro la dialisi è un lontano ricordo. Agrigento ha un numero impressionante di persone costrette a dializzare 3 volte alla settimana e il discorso della donazione degli organi è sempre più attuale. Il giovane donatore da tempo aveva espresso la volontà di donare i propri organi in caso di morte. Piccolo miracolo al centro dialisi Ippocrate di Agrigento del Villaggio Mosè. Un giovane a fine vita dona i propri reni e ad usufruirne sono altrettanti giovani che oggi stanno bene. Dottore Duttolomonto, un piccolo miracolo. Effettivamente non è un piccolo miracolo, è un grande miracolo per tanti motivi. In primis perché il donatore ha fatto 2 miracoli, dando un rene a un paziente e un rene a un altro paziente. Tra l'altro persone estremamente giovani che avevano e hanno una vita e tanti progetti da fare. Tra l'altro questi 2 ragazzi, chiamiamoli ragazzi in un certo qual modo, hanno condiviso tanti anni in dialisi della loro vita, erano e sono anche amici e tutto a un tratto si sono chiamati per avere un trapianto in contemporanea di una persona che ha donato i 2 reni. Quindi ora, se prima li accomunava un'amicizia fraterna durante il periodo interdialitico e dialitico, ora sono accomunati da avere un rene della stessa persona che gli hanno cambiato estremamente la vita. Sono 2 giovani che hanno dei grandi progetti e questi progetti si sono arguiti e aumentati in questo contesto con una mia grande felicità, perché non è la migliore cosa che un medico che lavora in dialisi possa avere, è un trapianto per le persone in maniera tale che possono vivere una vita tranquilla e serena e si allontanano dalle diatribe della dialisi. E questi 2 giovani per me erano il perlo della dialisi stessa. Quanto è importante donare i propri organi? Importantissimo perché chi l'ha provato e chi ha visto dei trapianti di rene e come cambiano le persone, solo quelle persone possono capire quanto sia importante donare i reni. Gli cambia la vita completamente, diventano delle persone normali ed estremamente sorridenti. E per me da medico vedere sorridere delle persone, specialmente dei giovani, è la migliore cosa che possa succedere. Questi ragazzi ora come stanno? Ora i ragazzi stanno benissimo, dopo un giorno del trapianto hanno cominciato a urinare, hanno cominciato a sorridere e questo mi fa molto piacere, e già in atto sono dal proprio domicilio, tranquillamente nel proprio nucleo familiare, ripeto, dico con grandi progetti per il futuro.